Buon pomeriggio a tutti. Ah no, ecco qua. Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Castaldi che sta per arrivare. Vi prepariamo la sedia adesso. Vi prepariamo la sedia. Lo mettiamo qui a Maurizio, vicino ai quadri, alle sculture. Io invece mi siederò qui. Sempre viet a tutte le persone che ci seguono dalla Russia e dall'Ucraina. Я рада, что вы здесь. Spasiba. Ecco, diciamo qualche frase perché io mi vergogno di parlare in russo, anche se so parlare, però mi vergogno. Adesso ti faccio foto Gigi, la pallini qui. Basta, Ecco, cerchiamo una canzone che faremo io e Maurizio e poi vi saluteremo perché abbiamo da fare oggi. Devo scattare delle foto a Maurizio, gli devo scattare delle foto. Io non mi sono truccata, non mi sono lavata i capelli, ho messo l'olio. Adesso Gigi prende sculaccioni. Bellissima, ieri abbiamo provato dei nomi di Maria, è uscita benissimo. Io direi di fare su Duru Duru e la dedichiamo a Marinella e a Pierriccardo di Girolamo. Marinella S e Pierriccardo di Girolamo, che sono marito e moglie. Gliela dedichiamo. Salutiamo anche i nostri amici Fabrizio Lai, Gigi, guarda cosa hai fatto. Salutiamo Fabrizio Lai che ci segue sempre. Adesso aspettiamo Maurizio. Io nel frattempo voglio farvi vedere qualche cosa. Ora vi mostro qualche cosa qua. Ecco, oggi voglio mostrarvi uno dei tanti quadri che ho l'intera collezione del pittore, scultore D'Ursu, Graziano D'Ursu, che non salutiamo perché purtroppo è deceduto un paio di anni fa. Guardate che meraviglia questo quadro, Questo appartiene alla mia collezione privata. Ve lo faccio vedere meglio. Non so se si vede. È meraviglioso. Secondo me Graziano aveva visto gli alieni. Un bellissimo quadro. Ora ve lo faccio vedere più in prospettiva. È meraviglioso, è una meraviglia veramente questo quadro,
e ne abbiamo veramente tantissimi quadri di Graziano D'Urzu. Ripeto, io ho tutta la collezione, veramente dei quadri che meritano. Bello, 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 ve lo faccio rivedere. Graziano D'Urzu. Io sono innamorata di questi quadri, sinceramente, sono innamorata. Ecco, ve lo faccio vedere più in prospettiva, ecco qua. E questo quadro oggi è la nostra mascotte, quindi lo teniamo qua, facciamo così, lo teniamo qua per tutta la live, che vabbè durerà poco la live, perché dobbiamo andare. Adesso non c'è nessuno collegato, però qualcuno si collegherà. Ah, salutiamo anche una radio che ieri, mi sono dimenticata, ieri mi hanno fatto un'intervista bellissima. Ecco, non ricordo il nome della radio, ve lo dico subito. Alberto, ecco, mi ha intervistata Alberto Facchini. Un attimo, dunque la radio è Radio Ascolto Live. Salutiamo i nostri amici di Radio Ascolto Live che ci seguono anche, e mi hanno fatto una bellissima intervista ieri sera. Siccome ero impegnata, stavo portando i cani a passeggio, si sono prestati, Alberto Facchini mi ha seguita col microfono mentre portavo i cani a passeggio, e abbiamo fatto una bella chiacchierata. È registrata proprio non è stata ancora pubblicata, appena verrà pubblicata ve lo dirò immediatamente. Ecco, sento l'ascensore, sta salendo Maurizio Gastaldi, andiamo ad aprirgli la porta. Voi nel frattempo state in compagnia del bellissimo ritratto di D'Urzu. Ecco, ve lo metto così si vede bene. Arrivo subito. Eccoci qui. Quindi oggi al mio posto si siederà, starà qua questo bellissimo quadro di Graziano D'Urzu. Maurizio si siederà qui, Graziano D'Urzu qui, e io poi mi arrangio. Prima si siede Maurizio, poi vedrò dove mettermi. Dicevo su duro, e poi vi lasciamo perché io e Maurizio dobbiamo fare delle cose, poi vi devo fare un book fotografico. Chissà che lo metto qui. Si vede o non si vede? Qui ammiriamo anche dei quadri della pittrice, scultrice, poetessa Miriam Scasseddu.
Thank you. Avvicino Maurizio, la l'ha presa. Oh, Billy. Billy è un cagnolino che è un monello, un po' geloso. Non so se si vedano i quadri. Ecco qua, adesso sì, lo vedo, si vedono. I bellissimi quadri di due artisti fantastici che a me piacciono molto. Eccoci qua. Allora, prendo il testo della canzone. Vi ricordo che ogni martedì e sabato siamo su Radio Bonaria col mitico giornalista Silvio Cherchi, Maurizio Gastaldi e io, la gentile partecipazione di Veronica Pisano. Sempre con la musica sarda, sono un mostro, senza trucco. Poi qui c'è una luce brutta messa qua, però voglio stare qua in modo che vediate questo bellissimo quadro di Graziano D'Urso, e anche Maurizio lo voleva vedere questo bellissimo quadro, così suona in compagnia di Graziano D'Urso, nel quadro di Graziano D'Urso. Eccoci qui. Bene, allora salutiamo anche Francesca Melis, Vladimir, ora non ricordo, comunque capotasto al 6. Volevo dire un'altra cosa, ma ora non mi viene in mente. Magari ve la dirò più avanti. Seguiteci anche su Rivista Donna, questo è importantissimo. Presto usciranno altri 2 articoli, uno sulle stelle marine, perché vi avevo detto appunto di aver trovato un'infinità di stelle marine uccise in via Dante Alighieri a Cagliari, ecco, e ho fatto un articolo al riguardo. Questo è molto importante, spargete la voce con gli animalisti, è molto importante questo. Poi uscirà un altro articolo e non vi anticipo niente, vi dico solo che parlerà questo articolo dei quadri di Graziano D'Urso. Maurizio non sa niente, per lui sono tutte novità, ogni tanto c'è una novità per Maurizio e va bene così. Ma non è che si vede il disordine? No, non si vede perché non capisco. Ma c'è una striscia. C'è una striscia. Un pezzo di qua. Vediamo un attimo. No. Così, Ok, no. Perfetto. Chiavi. No, ma dico, questo non si vede. Io mi metto così, chiavi. No, rimani così perché tanto è solo una canzone, poi salutiamo, perché abbiamo da fare, ho anche un appuntamento. Ho un appuntamento, non vi dico con chi, è un personaggio abbastanza famoso e quindi ho un appuntamento con questa persona dopo, quindi ci dobbiamo sbrigare. Vai Maurizio, su Duru Duru, dedicato a Marinella S. Tu vuoi solo eternamente, da penso intensamente.
tantissimo, grazie. E vi ricordo l'appuntamento su YouTube, ma anche personalmente preferisco che vengano meno persone possibili, però perché i posti sono limitatissimi, al concerto che ci sarà il 2 dicembre. Collegatevi su YouTube direttamente, non venite perché mi sa che posti non ce ne sono più, erano già limitati. Ci sarà sicuramente Pier Riccardo Di Girolamo, Marinella S, i nostri amici, Fabrizio Lai, insomma i nostri fans più vicini, però diciamo che non c'è molto spazio, voglio che ci stiano poche persone, insomma. Invece su YouTube tutti quelli che volete potete venire, potete collegarvi e vedere il concerto. Sarò truccata, vestita bene, non così un po' casereccia. Anche Maurizio sarà vestito bene per questo concerto e ci sarà allo sfondo dei bellissimi quadri anche dei ragazzi autistici del laboratorio artistico di Rivista Donna. Come vedete i quadri mi seguono, i quadri me li trovo dappertutto, ed è bene così perché gli artisti esprimono se stessi proprio così, quindi è un altro mondo, bene. E vi diamo appuntamento al prossimo video, ciao e grazie. Noi dobbiamo andare, vi faccio rivedere il bellissimo quadro di Graziano D'Urso. La prossima volta ve ne farò vedere un altro, ogni volta un quadro diverso. Questo è meraviglioso, è uno dei miei preferiti. Bene, grazie a tutti, ciao, a presto!